Benvenuti con A Voi la Linea. È stata presentata a Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine, l'edizione 2021-22 del progetto Sapremo, incentrato sulla sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi all'uso di sostanze e più in generale sui rischi in adolescenza. A promuovere l'iniziativa, fortemente voluta dalla Danieli Di Buttrio, sono la Questura e la Prefettura di Udine, il Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Confindustria Udine e l'Ufficio Scolastico Regionale. Vediamo. Il progetto Sapremo va avanti, parte con questa terza edizione nella convinzione che sia importante essere vicini ai ragazzi, soprattutto in questo momento dove alle difficoltà già note se ne aggiungono altre di inedite. Sì, credo sia un momento che sia difficile per tutti, a maggior ragione per i giovani che insomma al momento di crisi classico che è l'adolescenza si è aggiunta una crisi maggiore e quindi Sapremo sì, si ripresenta nelle scuole con una formula un po' diversa, in una modalità di blended learning, quindi con dei contenuti multimediali che sono stati costruiti anche grazie a Telefriuli, che ringraziamo, e a tutti i partner di progetto già storici delle scorse edizioni. Ricordiamo l'obiettivo di questo progetto. L'obiettivo è da un lato sensibilizzare i giovani rispetto ai rischi per la salute, i rischi in adolescenza più in generale, ma promuovere una cultura della legalità, promuovere una cultura di una corretta scelta degli stili di vita e anche progettare e avere una pensabilità per il proprio futuro. Ai ragazzi si chiede di essere protagonisti attivi della loro vita e della società nella quale vivono. Sì, viene richiesto questo e all'interno della progettualità viene chiesto di partecipare, qualora lo volessero, a un concorso video dove le classi realizzeranno un video della durata massima di 3 minuti che promuova appunto scelte di salute, di legalità, di realizzazione per il futuro. Questa è la sfida che per il terzo anno mettiamo in campo. Anche la Questura di Udine ha avuto un ruolo importantissimo nel progetto Sapremo, con gli uomini e le donne della Polizia di Stato che sono entrati in contatto diretto con i ragazzi per raccontare loro storie vere, per prendere spunto da ciò che accade e per indirizzarli in qualche maniera per il futuro. Sì, allora questo progetto voluto appunto 3 anni fa dalla Questura e dalla Danieli è stato portato avanti sempre con maggiore impegno, perché è importante incontrare gli studenti, condividere con loro quelle che sono le scelte di vita, le conseguenze delle scelte di vita, e quest'anno si è proprio voluto portare delle storie e quando eravamo in presenza cercavamo appunto dai ragazzi di coinvolgere i ragazzi e direttamente qualcuno raccontava qualche storia o qualche sua vicenda personale. In questo caso, non potendo incontrarli così di persona, abbiamo pensato a delle storie storie vere che appunto raccontano fatti di cronaca per i quali insomma bisogna riflettere e bisogna cercare insomma di non ripeterli ma di andare avanti. Un messaggio che è stato più volte ribadito è stato quello di non abbiate paura ragazzi a raccontare quello che succede, non abbiate paura a confidarvi con qualcuno. Sì, assolutamente sì, non abbiate paura, infatti il lavoro della Polizia di Stato è anche quello di prevenzione e soprattutto di prevenzione, quello di incontrare le persone e invitarle a non avere paura a raccontare quello che succede o quello che gli è capitato o quello che hanno fatto, perché tutti siamo qua per, diciamo così, poterci aiutare e migliorare, quindi non bisogna avere paura, la paura bisogna avere a fare delle cose che non vanno bene fatte o tenerle nascoste, l'invito è parlarne per ragionare, parlarne per condividere, parlarne per venirne fuori alla meglio. Presidente, 2 edizioni completate, una purtroppo sospesa e proprio per questo è importantissimo ripartire con Sapremo. Sì, sospesa è vero, ma non interrotta, in quanto è stato deciso appunto di proseguire con una soluzione blended che sarà parzialmente online, parzialmente in presenza, parzialmente in modalità ibrida, proprio perché è questo il momento di maggiore fragilità dei nostri giovani nel quale non possiamo fermarci. Si continua dunque a investire nel futuro. Il vicepresidente della Regione Riccardi parlava dell'importanza della prevenzione, della salute a tutto tondo.
Assolutamente sì, come si diceva non abbiamo più nuovi nati ormai da circa 10 anni e in previsione nel 2050 avremo i decessi che raddoppieranno le nascite. Oltre quindi a non avere giovani abbiamo un problema ulteriore che è quello di perderne 1 su 3 a causa di stupefacenti, droghe, alcol eccetera. Questo non è un qualcosa che possiamo fermarci a guardare senza intervenire. Conseguentemente nel 2018 si è deciso di procedere con un progetto impattante che andasse veramente a lavorare sugli esempi dei nostri ragazzi per fargli capire che c'è speranza, che se si discute si può trovare la soluzione a qualsiasi cosa e l'importanza di questo progetto deriva anche dal fatto che non si lavora esclusivamente sui ragazzi ma anche su tutti quelli che sono i loro principali influenzatori, la famiglia e i docenti. Torniamo adesso a parlare di Covid e ci colleghiamo con l'ospedale di Udine dove si trova la nostra Paola Treppo che ci aggiorna sulla situazione delle terapie intensive. A te la linea Paola. Sì Monica, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo con il direttore della SOC Terapia Intensiva 2 Rianimazione Flavio Bassi per fare il punto su qual è lo stato dell'occupazione intanto di questi delicati reparti per la cura dei pazienti Covid. Buongiorno dottore, com'è la situazione? Buongiorno a voi. La situazione è di un'occupazione del 100% dei posti letto dedicati alla terapia intensiva Covid. Attualmente abbiamo 13 pazienti che sono un numero costante ormai già da quasi un mese. Riusciamo ad accogliere mediamente 1-2 pazienti al giorno e altrettanti 1 o 2 riusciamo a trasferirli presso le strutture di semi-intensiva pneumologica oppure di malattie infettive oppure anche per quelli negativizzati presso altri presidi della regione. Ecco, si è parlato nelle ultime ore della percentuale di persone che vengono accolte in terapia intensiva che sono vaccinate o non vaccinate. Qual è la percentuale, nel nostro caso qui a Santa Maria, delle persone accolte in questo reparto? Anche questo è un dato interessante perché da quando abbiamo iniziato l'attività con i pazienti in tempo di vaccinazione la percentuale sostanzialmente si aggira sempre intorno al 20-25% di pazienti vaccinati quindi il 75% di non vaccinati. Devo dire anche che i vaccinati che possono sviluppare la malattia polmonare, quindi la polmonite, tendenzialmente vanno un po' meglio rispetto ai non vaccinati, che vuol dire che comunque la vaccinazione ci dà una mano anche nel trattamento del paziente stesso. Devo dire anche che il paziente non vaccinato mediamente ha anche un'età media un po' più bassa rispetto a quello del vaccinato. Per dire, i non vaccinati mediamente hanno un'età intorno ai 65-67 anni, i vaccinati invece hanno un'età più avanzata, intorno agli 80 anni. Ecco, come rapporto invece uomini e donne, maschi e femmine, c'è qualche differenza? Ma sì, la differenza c'è sempre, come già a partire dalla prima data ormai di 2 anni fa quasi, dove l'80%, quindi più di 3/4 sono sesso maschile, il restante sesso femminile. Devo anche dire che, che la percentuale poi dei successi terapeutici a carico del sesso femminile è un po' maggiore, un po' più alta rispetto a quello del maschio, insomma. Allora ringraziamo il dottor Flavio Bassi, direttore della SOC Rianimazione Terapia Intensiva 2 del Santa Maria della Misericordia di Udine, qui dal padiglione d'ingresso dell'ospedale. È tutto. Monica, ti restituisco la linea. Grazie Paola, noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo.
Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A Voi la Linea, che apriamo con lo sport. Vittoria nel derby regionale e primo posto solitario. La UEB Gesteco Cividale si prepara ad affrontare nel migliore dei modi Mestre, sconfitta e attardata dopo la vittoria contro Falconstar Monfalcone. Molto soddisfatto il presidente cividalese Davide Micalic. Sentiamo lui e il coach Stefano Pillastrini. Non mi meraviglia, non c'è niente di diverso da quello che mi aspettavo. Sono molto contento che abbiamo vinto una partita combattutissima in cui nel primo tempo abbiamo concesso tanto al rimbalzo e poi eravamo un po' pasticcioni in attacco. Abbiamo messo a posto la situazione del rimbalzo, anche se non ho guardato ancora le cifre, ma credo che nel secondo tempo ai rimbalzi noi siamo andati molto meglio e abbiamo fatto qualcosa di meglio in attacco, non tantissimo perché contro la loro difesa era difficile, però abbiamo portato a casa una partita molto complicata. Ho cambiato molto anche perché siamo nell'unica settimana prima dei playoff in cui giochiamo col doppio impegno e noi avevamo giocato 2 giorni fa, quindi non siamo abituati, non che sia una cosa difficile, potremmo farlo benissimo, ma quando non sei abituato comunque la cosa non è così semplice. Ho ruotato di più, magari questo ha fatto sì anche che qualche giocatore facesse più fatica a entrare in partita, però credo che alla lunga il fatto che abbiamo finito in crescendo sia dipeso anche da questo. Al di là che le finali di Coppa Italia sono un obiettivo, ma non è un obiettivo così tremendo, però sai, continuando a vincere sempre Cremona, adesso Mestre ha perso, se noi dovessimo perdere siamo tutti e 3 pari, quindi per qualificarsi ai playoff alla Coppa Italia bisogna arrivare nelle prime 2, quindi è una partita molto importante anche per la classifica, molto che difficile ovviamente perché Mestre adesso fino a 10 giorni fa non aveva mai perso, adesso ha avuto qualche infortunio, ha perso qualche partita, però rimane un avversario di altissimo livello. Penso fosse prevedibile una partita del genere, loro hanno giocato molto più scarichi mentalmente, noi eravamo reduci da una partita straordinaria a Firenzuola, abbiamo approcciato in maniera poco seria, secondo me, perdendo qualche palla. Loro sono partiti bene, hanno continuato bene, hanno mantenuto le mani sul manubrio per lungo tempo. Devo fare veramente i complimenti a coach Praticò, alla sua squadra. Hanno giocato una partita solida, preparata bene sui due lati del campo, però poi alla fine credo che sia uscita la nostra maggiore profondità, la nostra maggiore solidità, forse anche un pizzico di talento in più, quindi facciamo grandissimi complimenti ai nostri avversari che probabilmente avrebbero meritato anche di vincere, però quando abbiamo messo noi il naso avanti nell'ultimo quarto poi credo che la Gesteco abbia dimostrato come mai è prima in classifica. Allora diciamolo sottovoce, oggi poi basta, siamo primi da soli. Cividale del Friuli è in testa alla classifica da sola. Credo sia la prima volta che capita in questi 2 anni, credo. Lo scorso anno forse era successo, non mi ricordo, però lo scorso anno era un campionato diviso in 2. Era il mini girone. La nostra rincorsa si è completata e siamo primi, abbiamo vinto 10 partite su 11, credo sia motivo di orgoglio. Mestre ha già perso contro Cremona, che è una super concorrente dietro per la Coppa Italia. Andiamo domenica a Mestre a giocare un'altra grandissima partita, avremo per quello che è possibile tanta gente che ci seguirà, altri soffriranno a casa, però stasera ancora un paio d'ore, poi domani ci concentriamo, perché abbiamo visto oggi quando non entriamo al top che fatica facciamo, stasera con orgoglio, mettendoci la mano sul cuore, sul petto, diciamo che la Gesteco Cividale è da sola in testa alla classifica. Un vecchio cappello da alpino cucito con lo spago bianco di sale ha ispirato un'associazione di boscaioli di Paolaro che ha deciso di smettere di buttare via gli oggetti e le foto di un tempo. Ne è nato un museo, Bosche Boscadors, racconta di quando, prima del terremoto del 76, l'80% degli abitanti del paese carnico faceva questo duro mestiere e viveva nel cason. Vediamo. Non per togliere niente agli altri comuni della Carnia, diciamo della montagna, ma Paolaro il mestiere di boscaiolo è sempre stato diciamo che il 70-80% dei paolarini una volta, ancora prima del terremoto, lavoravano in bosco. E, oltre che lavorare in bosco erano proprio richiesti, diciamo su tutto in Ungheria, in Austria, qua in Carnia, in Friuli, erano proprio richieste perché il paularino era proprio il suo mestiere, era il boscaiolo. Che cosa si conserva all'interno di questo museo?
Allora all'interno di questo museo il Boscaiolo aveva poche attrezzi, aveva l'accetta, il zappino e i gris, e il segone, prima dell'avvento della motosega, che possiamo vederlo dopo il segone. Aveva quegli attrezzi lì, no? E niente, qua abbiamo... Diciamo che dietro il Boscaiolo c'erano anche altri mestieri, no? Legati, il fabbro, diciamo il principale era il fabbro che faceva le accette e il zappino. Dopo il Boscaiolo comprende altri mestieri. Noi facciamo parte di questa associazione che ha fatto questa mostra, si chiama Menhaus. Menhaus vuol dire menà, portare. Il Boscaiolo dopo aveva, in Boscaiolo era il fratador, quello che tagliava la pianta, il spacciador, quello che tagliava i rami e la corteccia. Erano divisi Escoton, che era diciamo, il più giovane, il bambino che portava l'acqua al Boscaiolo, portava da mangiare. E qua dentro cosa ci sono? Sono pochi attrezzi, dico pure il segone, l'accetta, il zappino e tante foto perché dall'inizio no, siamo andati casa per casa, conoscevamo, siamo di Paolaro, conoscevamo le famiglie che avevano i boscaioli. E tirato fuori le foto e niente, abbiamo fatto questa mostra. C'è anche il cason, cosa serviva? Allora, il cason era la casa del boscaiolo. La prima cosa che facevano i boscadors, la prima giornata facevano il cason. Perché non è come adesso, no? Che io amici, anch'io, lavoravamo giù a Trieste, Udine, si viene a casa ogni sera, col furgone, col pulmino, via. Invece no, prima il boscaiolo, anche se era magari a un'ora da casa, mezz'ora da casa, doveva dormire in bosco. E la prima cosa che facevano era il cason, che era la casa del boscaiolo, che dovevano dormire la settimana in bosco, dal lunedì al sabato. E la domenica sera dovevano raggiungere il cason, dormire dal cason, perché se andavano lunedì mattina, dicevano che non rendevano come manodopera e marcavano solo mezza giornata, sicché domenica sera e sabato sera, una sola giornata a casa, anche se erano un'ora dall'abitazione. Ecco, poi qui è ricostruita una teleferica, cosa serviva? Gli uomini primitivi tagliavano già le piante con vari strumenti, non sto a fare varie accette e via. Niente, il mestiere del boscaiolo secondo me non ha niente da invidiare a nessun altro mestiere, perché come ingegno, come sapienza, cioè era facile tagliare la pianta, ma prendere una pianta, un tronco, magari su Ramazzi, in Lanza, confine con l'Austria, e portarlo giù a Venezia, perché abbiamo delle documentazioni, siamo stati vicino, abbiamo una documentazione che i tronchi di Paolaro sono arrivati sopra Milano Marittima, sicché quello è ingegno. Secondo me il boscaiolo non era visto così, il boscaiolo, perché era un mestiere di fatica. Adesso è cambiato il discorso, adesso con la meccanizzazione, ma prima era accetta, zappino e segone. Però era il trasporto eccezionale. Allora negli anni, diciamo che la teleferica è nata dopo la prima guerra mondiale. Negli anni 22, dal 20 al 30 qua a Paolaro la prima teleferica. È stato un cadorino, si chiamava il Cadorin, che ha fatto questo impianto della prima fune, serviva per portare fuori i tronchi. Se no prima era solo per avvallamento o per acqua, la menada, per i ri, no? E avvallamento per i pendii e forze di gravità. Invece dopo è saltato fuori l'avvento della teleferica, adesso dopo hanno fatto le strade con la guerra, è cambiato diciamo un po' il discorso del bosco. Il mio mestiere era forestale, ho fatto 42 anni di forestale. Poi ho vissuto nel bosco, mio papà era boscaiolo, cioè nati nel bosco, ecco, da bambino anch'io. Niente, un giorno passavo in servizio giù qua a Casaso e c'era un vecchio capo boscaiolo, Tony Dank, Pelizzotti Antonio lui si chiamava, è morto del 23 mi pare, 23-24. E niente, l'ho visto e allora l'ho salutato e aveva in mano un cappello, tipo un cappello d'alpino, però di quelli vecchi, cucito con lo spago e bianco di sale. E gli ho detto, cosa fai Tony? E vedi qua, questo cappello ormai è andato, lo butto via. E lì mi è venuta fuori l'idea che si buttava via una vita di esperienze, di sapere, di ingegno. E cioè è venuta fuori l'idea di smetterla, no? Buttar via, raccogliamo. Abbiamo raccolto materiale, foto, la gente è stata disponibilissima qua a Paolaro, sono quasi tutta roba di Paolaro. Tranne qualche foto che viene da Ravascleto con la ditta d'infanti e qualche foto, se no sono tutte foto di Paolaro, cominciando dalla Francia, in Ungheria, in Austria e dopo qua a Paolaro. Tutta roba di Paolaro. A voi la linea termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.